Attenzione! Roby Bragotto è un fotografo professionista allenato e a fine di ogni video mostrerà le migliori foto realizzate. Non ricreate nessuna sua azione, soprattutto in sagra. Ciao corse! What's up, Ansel Adams? Sono le 5:01. E perché a quest'ora sto andando in una delle montagne più belle del mondo, che è quella vicino a casa mia? Scrivete qua sotto se avete capito dove. Marica Moschili. Ciao piccolino. Faccio due foto e vi spiego. Ma contestualizziamo tutto un secondo. Sto fotografando la nuova serie F di Pinarello, in tal caso la F9 e la F7, ovvero la linea sotto la Dogma. Questo in realtà non è lo shooting ufficiale di campagna, ma una giornata per avere il materiale disponibile per la presentazione e la cartella stampa. Le bici, come vedrete, sono una meraviglia, con dei colori secondo me bellissimi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ma al momento l'unica cosa che so è che ho fame! Tanto per cambiare sono ancora qua. Pedala sempre, Marco. Un po' di più, Andrea, se ce la fai. Ok. Altro giro. Ok, va bene. Tengo il portellone prima di essere decapitato. E anche il ritorno, ovvio. Vai. Ho visto Gino ieri. Sì. Ormai fa solo pedalate sopra i 150 km. Si è dedicato alla bici. Quando uno ha buon tempo, no? Vai. Ok. Sì, tranquillo, te ci vedi, io no. Adesso ti faccio andare, Alzati in piedi. Ok, riposo un attimo. Un po' più piano, Andrea. Aspettalo. Alzati pure in piedi, Marco. Vieni, Marco, vieni. Ah, qua c'è la curva, ok. Anche questa va bene. Alzati, Marco, quando puoi. Andrea, vai un po' di più, poco. Ok, un attimo. Perfetto. Bella vita così però. Bisogna, no? Stai pure in centro strada. Perfetto. No, va bene. Cronoscalata, occhio. Bella la cronoscalata. Invece non è male. No, piace. Cioè, a me piace come tornante. Tanto il primo colpo non la farò mai. Ci può stare anche. Va che bomba. Serpenti, se ci siete andate via subito. Sì, devo cambiare lente. Vai pure. Oddio, gli addominali. Ok, e questa cartolina qua è già più bella. Sì. Veloce cambio location, anche perché se tutto va bene sta per arrivare il demonio. Anche sta zona qua, che magari non conoscono in tanti, è veramente bella. Parte a merda, partera. Riveo. Perfetto, e anche andando, Marco. Ok, va bene, vi faccio fare questo pezzetto qua. Quella è ortica, questa è cacca. Bene, vediamo se riesco. Perfetto, anche tornando, Marco, a manetta. Dai che ce la faccio sto giro. Ottimo, colazione. Se l'ho preso, colazione. 2 seconds later. Colazione fatta, sono le 10 di mattina, non ne posso già più. Però con la scusa che dovrebbe arrivare l'uragano più tardi, facciamo due foto prima di andare in pausa definitiva. Perché al tramonto sarò ancora qua. Le giornate di giugno, che beh, non finisse mai. Serpetti. Vai Marco, quando vuoi. Allora, qua ti perdo. Sì, aspettami. Messo un gomito nell'ortica. Ok. Gli addominali. Dai Roby, un bel panning alla tua. Secondo me ce l'abbiamo. Forse. Aspetta, forse ho parlato troppo presto. Mi rifai l'ultima salita. Vai, quando vuoi. Oh là. Questa c'è, non guardo neanche. Andiamo a vedere un altro posto. Senti il mio pancino, che rumori che fa. Almeno non mi decapito se c'è un elastico. Ti ferisci. Tanto sono Assicurato? Tanto sono assicurato. In che senso? Lasciamo stare. Una vita in furgo. Stai contromano. Va bene. Ok, qua non vedo niente. Dove sei andato? Ok, va bene. Sto controllando e secondo me va bene. Guarda Marco che è uno da shooting, mani sotto, non ci sono le dita sui freni. Bravo! Mattinata che sembra lunga una settimana, praticamente conclusa. Ora, veloce riposino. Vi giuro che di solito il letto lo rifaccio la mattina, ma stamattina non avevo proprio tempo. Ieri era anche alle 5. E poi si torna su per vedere se mai ci sarà un tramonto. A dopo, fioi. Ale! Il tramonto proprio al momento non c'è, ma sono anche le 18:22 e mancano circa 2 orette e in montagna tutto può cambiare, speriamo. Ma perché poi alla fine è così importante fare foto all'alba e al tramonto? Perché l'ora immediatamente dopo il sorgere del sole e l'ora prima della sua scomparsa vengono definite golden hour.
La golden hour è tanto amata dai fotografi a causa della bassa angolazione del sole all'orizzonte. I raggi di luce percorrono una distanza maggiore rispetto a tutti gli altri orari della giornata. Questa particolare situazione crea un contrasto ottimale e delle ombre lunghe, al punto da tendere a sparire. I colori creati dall'atmosfera durante questi periodi di tempo limitato sono più morbidi, soffusi e delicati. Ovviamente meteo permettendo, Le ombre si allungano, i contrasti sui volti diminuiscono e si può giocare con impostazioni tecniche particolari e variare molto grazie al controluce. Con i raggi del sole così lunghi ma delicati, personalmente mi piace molto avere la luce del sole in camera, ma bisogna stare attenti a non farla entrare troppo, ai vari riflessi e alle impostazioni di tempi e diaframmi su un soggetto in movimento, in quanto potrebbero variare moltissimo con il sole che entra in piccole o medie quantità attraverso la lente. Sì, insomma, è una delle situazioni più complesse e che dura meno tempo nell'arco della giornata, ma la golden hour è una di quelle cose che vi consiglio di provare per ottenere degli scatti particolari e sperimentare le vostre capacità con la fotografia. Alla prossima puntata. Momento quark finito. La vita è fatta di attese. Che poi il sole sarebbe tipo lì, se uscisse. E infatti mai dire mai. Non sono ancora così convinto funzionerà. Di là c'è Milano. Questa nuvola sta arrivando un po' velocemente verso di me. Ma che roba però. Comodo. No, si muove più. Stiamo prendendo sonno. Che affettuoso. Lascia il bastone. Lascia. Brava. Maria. Oh, ma qua, dai, adesso chi è che va più casa qua? Ciao, brava. Posso? Ugo non me lo riporterebbe mai. Brava. Basta. Qua la situazione non è che cambia molto, sono le 8:20. Cosa facciamo? Proviamo lo stesso. Per la felicità di Marco. Ci saranno 2 gradi adesso. Una vita in furgone. Andiamo. Ok, tienilo. Vai un po' di più, Andrea, vai. Ottimo, aspettalo un attimo. Va bene. Devo mangiare. Sapete cosa facciamo? E voilà, facciamo che sono tornato a casa a mangiare e a dedicarmi all'editing. Ho detto mangiare, sì, non bere birrette. Sto diventando astemio. Sono Semo, mia mona. Come vi accennavo, questo è stato uno shooting al volo per avere materiale adatto per la cartella stampa che doveva essere pronta per il giorno di lancio della nuova serie F di Pinarello. Mentre lo shooting di campagna, dove ho scattato le foto che servivano per le varie pubblicità, si è svolto ad Alicante in Spagna. Iscrivetevi al canale se non volete perderlo e vedere cosa ho combinato anche lì. E mettete pure un like che mi date un pelino di supporto. Spero che questi video vi piacciono. Dai commenti incredibili che mi lasciate sembra proprio di sì, dalle visualizzazioni un po' meno, ma questo è un problema generale che sta affliggendo chiunque qui su YouTube. TikTok merda. Ed ora ecco voi le migliori foto di questa giornata di shooting. Buona visione! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, do the fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build